Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Il virus frena la sua corsa in regione. Secondo l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, i nuovi casi in una settimana sono diminuiti dell'8,5%. Sul fronte delle vaccinazioni, per quanto riguarda il completamento del ciclo vaccinale, il Friuli Venezia Giulia in media con il resto del paese. È indietro invece per somministrazione di terze dosi. Vediamo. Friuli Venezia Giulia, Molise e provincia autonoma di Bolzano sono gli unici territori in Italia che nella settimana tra l'8 e il 14 dicembre hanno registrato una diminuzione dei nuovi contagi da Covid. Nella nostra regione, in particolare, i casi in 7 giorni sono diminuiti dell'8,5%. Si registra invece una performance in peggioramento per quanto riguarda i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, sono 671. Trieste risulta la provincia con la maggiore incidenza di Covid, 601 casi ogni 100.000 abitanti. Sono 26 in tutta Italia le province che superano la soglia dei 250 casi, oltre al capoluogo regionale anche Pordenone con 346 casi e Gorizia con 332. Udine invece registra 235 casi. In Friuli Venezia Giulia restano sopra soglia di allerta i posti letto occupati da pazienti Covid sia in terapia intensiva 16%, sia nelle aree mediche 25%. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe diffuso questa mattina. Sul fronte delle vaccinazioni, nella nostra regione la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 76,1% rispetto alla media nazionale del 77,6%. Al dato va aggiunto un 3,3% di cittadini solo con prima dose, contro la media italiana del 2,9%. Il Friuli Venezia Giulia risulta invece indietro rispetto al resto del paese con le somministrazioni della terza dose. La copertura è del 47,9% contro il 61,4% della media nazionale. Circola in Slovenia e in Veneto, ma nessuna traccia al momento della variante Omicron in Friuli Venezia Giulia, dove è la Delta quella prevalente. Lo confermano i dati sull'attività di sequenziamento compiuta in regione nell'ambito di Flash Survey coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità sui campioni raccolti nelle 2 settimane che vanno dal 29 novembre al 12 dicembre, ha spiegato il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Delle 234 sequenze analizzate, ha precisato, 185 sono quelle relative alla settimana dal 6 al 12 dicembre, 45 alla settimana dal 29 novembre al 5 dicembre ottenute dal laboratorio di Udine, a cui si aggiungono 5 sequenze della settimana precedente eseguite su un cluster pordenonese. Dalle analisi è stata rilevata solo la variante Delta. I dati della survey confermano l'assenza di circolazione della nuova variante Omicron, cosa peraltro già osservata nei sequenziamenti massicci nelle scorse settimane, conclude Riccardi. Oggi sciopero generale dei lavoratori pubblici e privati indatti da CGIL e UIL contro la legge di bilancio nazionale. La protesta non riguarda il mondo della scuola, che si è fermato venerdì scorso, e la sanità esonerata dalla mobilitazione per garantire il diritto alla salute in questa fase di emergenza legata alla pandemia. In giornata sono previste manifestazioni organizzate dalle 2 sigle sindacali all'insegna dello slogan Insieme per la giustizia. Sono state indette 8 ore di sciopero che interessano lavoratori pubblici e privati e i servizi a partire dai trasporti. Secondo CGIL e UIL diversi sono i punti critici della legge di bilancio: fisco, pensioni, politiche industriali, contrasto alle delocalizzazioni e alla precarietà, sanità, non autosufficienza e scuola. Per i sindacati, come si legge nei volantini predisposti per le mobilitazioni di oggi, la manovra non ridistribuisce ricchezza, non riduce le disuguaglianze e non genera uno sviluppo equilibrato e strutturale e un'occupazione stabile. Siamo alla cronaca. È stato trovato sano e salvo questa mattina il 75enne scomparso ieri pomeriggio a Latisana. L'uomo è stato individuato a pochi passi dal centro abitato di San Michele al Tagliamento. Era in stato confusionale, non in condizioni preoccupanti. Le ricerche erano state attivate dopo la richiesta di aiuto lanciata dalla moglie, che non aveva visto tornare il marito uscito per la sua quotidiana passeggiata lungo l'argine del Tagliamento. Sul posto da ieri sera hanno operato i vigili del fuoco di Latisana e di Portogruaro con il supporto dei colleghi del nucleo SAFI. Il 75enne, che soffrirebbe di alcune amnesie temporanee, è stato ricoverato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.
Non dava notizie di sé da 2 giorni. Dopo l'allarme lanciato dai parenti, un uomo di 66 anni di Porpetto è stato trovato in casa senza vita, colto da un improvviso malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto. La chiamata al 112 da parte dei congiunti della vittima è arrivata alle 22 di ieri. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari ai quali è toccata la scoperta. Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli di Buttrio, è il nuovo presidente di Confindustria Udine. È stato eletto ieri sera a Palazzo Toriani. I voti esprimibili erano 457, sono stati a favore 263 su 346 votanti, 60 i contrari e 20 gli astenuti. Ieri sono stati presentati squadra e programma per i prossimi 4 anni. Lo slogan che abbiamo condiviso, ha detto Benedetti, è che la squadra di Confindustria è un team motivato a sostenere il progresso socio-economico e culturale del Friuli Venezia Giulia. Vediamo. Ma da cosa si comincia concretamente a lavorare? Penso che subito per le famiglie, per il women empowerment, sperando anche per la natalità, il fatto di fare asili, scuole elementari nelle zone industriali è una buona idea che va perseguita. Dall'altro lato c'è la carenza di manodopera, perché negli ultimi anni abbiamo imparato a parlare, bla 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 bla, e meno a fare, quindi c'è poca gente che fa, no? Difatti lei vedete che quelle 4 costruzioni edili che facciamo, i cosiddetti muratori non sono italiane. Se lei va nelle officine, non voglio portare gli esempi di Monfalcone, ma in genere per certi lavori o anche per ingegneri e tecnici c'è carenza, perché l'orientamento credo debba considerare una proporzione in relazione alla necessità del territorio, perché in effetti non possiamo progettare, né possiamo costruire, né possiamo disegnare, ad esempio nel nostro piccolo, macchine con filosofi, comunicatori, umanisti vari, eccetera, che servono. Ma adesso c'è una sproporzione da quello che dovrebbe essere corretto per alimentare in modo concreto il PIL. Tutti parlano come spendere, pochi come farli i soldi. E quindi per fare le risorse serve fare, serve costruire, serve essere competitivi. E con il valore aggiunto si fa una distribuzione in equilibrio sociale. Inaugurato oggi a Udine il primo bosco urbano della regione, è stato realizzato nel quartiere Aurora, abitato da almeno 6.000 persone. In un'area di 3.000 metri quadri sono state piantate 2.000 piante di alto fusto che avranno il compito di purificare l'aria della zona. Le essenze piantate sono tutte autoctone. Vediamo. È il primo bosco urbano della regione, sia per quantità di essenze arboree piantate che per le dimensioni dell'area, circa 2.000 piante di alto fusto su 3.000 metri quadri. È stato realizzato nel quartiere Aurora, dove vivono 6.000 persone. Stiamo realizzando questi boschi proprio a contatto con questi condomini. In questo modo pensiamo di dare un contributo all'ambiente, perché questi alberi assorbiranno l'anidride carbonica, la CO2 e restituiranno ossigeno e quindi la qualità ambientale migliorerà decisamente in quest'area della città. In più realizzeremo un altro bosco urbano a sud della città di Udine, in particolare in via Lumignaco, al posto dell'ex caserma Piave. Anche lì altro bosco, grazie ai contributi che riceviamo, in questo caso qui è stato realizzato da Arbolia, che è una società no profit degli SNAM e di Cassa Depositi e Prestiti, che ha trovato 2 sponsor che hanno messo i soldi per piantare e gestire per 2 anni questo bosco. Ecco, un bosco di che tipo di alberi? Sono alberi della nostra pianura, quindi alberi autoctoni, come si dice, misti, sono di medie, di grandi e di piccole dimensioni, perché il bosco è formato proprio da questa tipologia un po' variegata e quindi avremo in pratica più piante, insomma, a contatto con chi vive in questa parte della città. E per lo sport sono state presentate a Lignano le finali di Coppa Italia di Eccellenza e di Calcio a 5 che andranno in scena proprio nelle località balneari tra venerdì e domenica e che Telefriuli trasmetterà confermandosi la televisione del calcio dilettanti regionale.
Lignano, capitale del calcio dilettanti, e Telefriuli, sua emittente esclusiva. Si prepara ad un grande weekend di calcio il mondo dei dilettanti che in 2 giorni chiude le pratiche Coppa Italia sia per l'eccellenza che per il calcio a 5. E Telefriuli, grazie all'accordo siglato con la federazione, potrà trasmettere le 2 partite con la diretta della sfida del Tegil tra Lignano e Pro Gorizia sabato alle 15 e la differita della partita della Coppa Stelio Martini tra New Team Lignano e Tarcento domenica alle 15. Una doppia sfida che vede protagonista la località balneare, che ha visto arrivare in finale le sue 2 squadre che così avranno l'onore di provare a vincere in casa. Ma di fronte Pro Gorizia e Tarcento, una conferma e una sorpresa, non vogliono certamente stare a guardare. E i 2 trofei sono stati oggi svelati a Lignano con rispettive strette di mano e auguri alla vittoria per il migliore, che poco ma sicuro potrà esultare in tutte le case grazie alle telecamere di Telefriuli. Nasce TikTok Furlan, il nuovo canale TikTok dell'Arlef. Interprete di questa iniziativa, che mira a dare nozioni in Marileng, Greta Fabbro, insegnante alla scuola dell'infanzia. Vediamo. Si chiama Tic e Tac Furlan ed è il nuovo canale TikTok dell'Arlef. Il progetto, che coinvolge le generazioni più giovani, ha già registrato 4.500 followers, 40.000 like e 900.000 visualizzazioni. Anche con la collaborazione con l'IRES, infatti ci sono molte figure professionali che sono uscite dal corso che abbiamo fatto appunto lavorativo proprio con questo importante istituto e che hanno avuto la possibilità ed hanno ancora la possibilità di trovare collocamento in ambito lavorativo. Quindi il friulano dà anche spazi lavorativi, non solo spazi culturali e soprattutto spazi identitari. Lo spazio identitario e lavorativo che si compenetra, direi che è la nostra più grande soddisfazione e l'ambito in cui vorremmo lavorare anche per il futuro. Il telegiornale termina qui, ma rimanete con noi per A voi la linea. A più tardi.